La Fondazione Cultura e Innovazione abbiamo parlato di opportunità e di orientamento, ma nella puntata di oggi della Buon'ora parliamo di una formazione che è davvero particolare. Io vado a presentare subito i nostri ospiti, inizio dalla mia sinistra con Sciuba Rabolli, vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, responsabile della sede di Napoli. Buongiorno Sciuba. Buongiorno Nunzia, grazie. Dall'altro lato, scuola di formazioni altrettanto particolarissime, con Floriana D'Ammora, fondatrice e cofondatrice dell'Accademia di Burlesque di Napoli. L'accademia penso che sia più grande anche del sud, un'accademia veramente tra le prime, tra l'altro fondate qui al sud Italia. E poi tu sei l'uomo della situazione oggi, Davide Brandi, presidente dell'associazione I Lazzari e della scuola di Napoletano, perché abbiamo voluto veramente spaziare. E parliamo anche di un'arte che possiamo definire un po' sui generis, una creatività particolare che è quella del linguaggio. Vediamo quello che è un video, ve lo dico già, amatoriale, ma molto molto particolare, che riguarda i napoletani, ma soprattutto gli stranieri. Vediamo. Buonasera, voglio. Stiamo qua al Palazzo Venezia, abbiamo fatto corso di lingua napolitana che facciamo ogni martedì. E qua con me c'è sta Elliot, che viene dal Galles, che parla solo inglese. Elliot? Buonasera a tutte quante, io sono Elliot, sono cara nane e mezze più o meno, e mo mi sto imparando un napoletano con questo professore. Davide è grande, proprio un buon professore, buon assai. Sì, mo mi sto imparando un napoletano e questo corso è proprio top. Wow, questo Elliot! Io avarraggio. Tu avarraggio. Est avarraggio. Lui avarrano. Lui avarrate. Loro avarranno. Capite? Sempre così, sì. Sempre così. Ok. Davide Brandi, appunto l'abbiamo presentato prima, presidente dell'associazione I Lazzari, ma soprattutto insegnante di napoletano. Davide, in questo video ci siamo divertiti a vedere come un gallese e una giapponese prendevano lezioni di napoletano, tra l'altro anche bravini, il gallese aveva il suo perché, ma appunto come ci siamo anche detti più volte, non solo gli stranieri a prendere lezioni di napoletano, ma anche gli stessi napoletani, quindi anche a te chiedo, chi è che frequenta la tua scuola? Diciamo subito che i corsi di scuola di napoletano si tengono a Palazzo Venezia, i corsi invece di burlesque insieme ad altre discipline della danza, Be Different, a Piazza Dante, mentre l'Accademia del Galateo è al Musa a Palazzo Zapato, ovviamente parliamo sempre di Napoli. Davide, chi sono i tuoi allievi? Allora, innanzitutto voglio un attimo aggiungere una cosa a quello che hai detto. Palazzo Venezia sicuramente è da tanti anni che teniamo lì i corsi di lingua napoletana, ma anche all'Istituto francese di Napoli, il Grenoble, istituto prestigioso napoletano, ormai lì già è da un po' di anni che teniamo questo corso di lingua napoletana, anzi fammelo dire perché per me è un successo per tutta la città di Napoli, per tutta la Campania, è il primo corso che teniamo, il primo corso riconosciuto dal Consiglio d'Europa di Strasburgo, quindi che l'ha inserito nella famosa giornata europea delle lingue. Io ho proposto tutto il corso, lo hanno patrocinato moralmente, quindi è un riconoscimento internazionale europeo che ci fa tanto piacere, magari laddove le nostre istituzioni sono un po' cieche e sorde su queste cose. Allora lanciamo l'invito anche alle nostre. Chi frequenta i corsi di lingua napoletana? Sì, c'è qualche straniero, soprattutto nell'ultimo di Palazzo Venezia, c'è veramente un po' tutto il mondo, possiamo dire, perché ci sono russi, olandesi, tedeschi, ragazzi, ma soprattutto la stragrande maggioranza sono i napoletani coerenti. Che significa coerenti? Che sono consapevoli di non saperlo scrivere soprattutto. E infatti penso che sia questa la differenza. Tra l'altro io sono la prima e qualche volta su Facebook ho scritto in napoletano, poi ti ho taggato, Davide ho scritto bene, tu no, vabbè. Che cosa vuol dire anche saperlo scrivere il napoletano? Ecco. Perché tu prima a lei, alla ragazza giapponese, facevi vedere partire dalla scrittura del napoletano. Sì, allora è chiaro che il corso di lingua napoletano, i napoletani si stupiscono, dice ma come c'è bisogno di fare il corso di napoletano?
Allora, noi nasciamo a Napoli, ma questo non ci dà il titolo di studio di laurea in napoletanità, non nasciamo con la conoscenza della lingua napoletana, neanche dell'italiano, però l'italiano è insegnato a scuola, quindi lo recuperiamo negli anni crescendo. Il napoletano lo apprendiamo dalla cerchia dei familiari, degli amici, della città. Un napoletano che è Quindi, cambiato nei decenni, non è più il certo. napoletano quello che noi definiamo antico, arcaico, quello di quelle parole particolari che ti racconta la nonna, dice noi ascensore si diceva, cose comunque particolari. Oggi è cambiato. È cambiato, certo, è una lingua in evoluzione, quindi è una lingua viva, questo significa essere una lingua viva. Anzi, ti faccio un esempio, io mi diverto a fare i vari post sui social e in un ultimo post sfidavo le persone a dire traducetemi in napoletano questa frase, quindi ho utilizzato una parola, l'ho fatto di proposito per muovere un po', che non è usata molto nel linguaggio comune, che è in pratica la suocera di lei, che in napoletano è a soccara. Mentre Agnora è la suocera di lui. Esatto, di lei. Quindi, allora, aspetta, la suocera di lei, quindi la mamma di lui è la socra. La mamma di lei è Agnora. Agnora. E allora ho scatenato un certo movimento, perché tutti quanti, alcuni dicevano scritto male, tra l'altro, già quando lo scrivono male significa che non hanno... anche a me l'hai detto è scritto male. Non hanno la conoscenza dell'ortografia, dicevano ma questo termine non esiste nel napoletano. Ma allora lo dicono persone, vedi, che non hanno conoscenza della lingua napoletana, che una cosa è il parlare e un'altra cosa è la lingua strutturata col suo dizionario, le sue etimologie e tutto il resto. Anche l'italiano, se io dico una parola, che so, dicotomia, e non la utilizziamo, non significa che non è italiano ma non è utilizzata. È anche vero che lo studio poi della lingua napoletana noi lo facciamo partire da basi veramente solide e quindi io ho visto appunto qualche video, tu molto spesso fai questo gioco di traduzione, quindi parti da quella che è la parola, la frase anche in italiano e ti diverti poi a farla tradurre in napoletano. Questa cosa di socra è già socra, giusto? Socra. È già appunto nel parlato, perché poi c'è una differenza come in tutte le lingue. In italiano, certo, per esempio, è diventata sdoganata la cosa di dire ma però, ma non si può scrivere. Stessa cosa immagino col napoletano. È chiaro, ci sono delle regole. Il napoletano è una lingua, così come l'italiano, hanno la stessa radice latina, è una lingua neoromanza e quindi ha le sue regole. Quali sono gli errori più grossolani che anche i napoletani fanno? Perché poi lo straniero è chiaro che abbia delle difficoltà a seconda di qual è la sua lingua. I napoletani qual è la... Però lo straniero viene e la riconosce come lingua e la studia. Uno degli errori più clamorosi è quella della mancanza della feresi, soprattutto negli articoli. La feresi sarebbe il troncamento iniziale, quindi quel segnetto che si mette prima nello scritto, nell'ortografia, certo. E invece nel parlato, se dovessi dire degli errori che si fanno nel parlato, i napoletani la sanno parlare. Sì, allora fortunatamente la lingua napoletana è, secondo uno studio fatto dall'Istat qualche anno fa, la regione Campania o la città di Napoli è ai primi posti come percentuale di parlanti la lingua locale, quindi si parla di un 45% che è una percentuale molto alta, poi c'è il siciliano, quindi il parlato... Lo chiedo anche a te, l'età delle persone che vengono ai tuoi corsi? Guarda, l'età è varia, ci sono ragazzi... Ed è anche trasversale come condizione, diciamo, certo, come centro, certo, chiamiamolo così in maniera bonaria. Sicuramente, ci sono ragazzi universitari, anche dall'Erasmus, quindi gli stranieri, ci sono ragazzi universitari fino a persone anziane di una certa età, le quali sono agevolate tra l'altro perché avendo avuto un bagaglio di trasmissione culturale da parte dei loro avi, quindi conservano un po' di conoscenza, meno di ortografia, quindi noi ci teniamo molto all'ortografia della lingua napoletana, perché sui social... saper scrivere. Io, giusto finendo di parlare napoletano, tu ne hai fatto anche uno spettacolo, Tombola storica napoletana del 1734 di Davide Brandi, in scena a Palazzo Venezia a Spacca Napoli, tra l'altro anche stasera dalle 17 alle 20 e poi domani alle 16, lo spettacolo più istruttivo e divertente del Natale, quindi se vogliamo anche venire, la tombola è proprio una cosa tipicissima del napoletano, viene fatta in lingua napoletana e quindi se vogliamo saperne di più basta venirti a vedere a teatro. Tra l'altro sembra fatto apposta, ma grazie ragazzi. Allora, io prima vi ho presentato soltanto con i vostri nomi: Ester D'Amore, hostess di volo, Gianfranco Balzano, ingegnere del suono, sei l'unico che forse è più legato all'ambito musicale, Andrea Carotenuto, autista. Ovviamente questi sono brani scritti da te, Ester, e appunto accompagnati nella musica da loro due. Tu ti occupi di musica da tanto tempo, nonostante hai la testa fra le nuvole.
nuvole, messa Sì, così. sì, studio canto da tantissimi anni, da quando ero piccola, e scrivo brani miei da circa 5 anni in realtà. Prima ho scritto brani in inglese, ho cominciato con l'inglese che sentivo più, non lo Beh, so. non ti far sentire da Davide, una napoletana che scrive brani in inglese, non ci facciamo sentire da No, professore. ma perché ho sempre ascoltato musica internazionale e quindi mi sentivo più vicina all'inglese per questo, forse per una questione di generi che ascoltavo. Però adesso da poco mi sto approcciando all'italiano e il mio, diciamo, progetto futuro è scrivere in napoletano. Ragazzi, abbiamo appena trovato la quadra della puntata. Grazie, grazie Ester D'Amore, grazie a Gianfranco Balzano, grazie ad Andrea Grazie a Carotenuto per averci fatto ascoltare la vostra musica. E io ringrazio ovviamente anche i miei ospiti, grazie a Shuba Rabulli, vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, responsabile della sede di Napoli, grazie per i preziosi consigli e soprattutto per il libro che io leggerò perché sono appassionata. Grazie a Floriana D'Ammora, cofondatrice dell'Accademia di Burlesque, e grazie a Davide Brandi, presidente dell'associazione I Lazzari. Noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa